Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, voglio farvi vedere una trappola del sistema di Londra in cui tutti cascano, anche giocatori fortissimi, grandi maestri con 2600 punti elo, centinaia e centinaia di giocatori su internet in lichesschess.com. Questa è una trappola che avviene perché a volte il nero, diciamo nel sistema di Londra, è impulsivo e vuole recuperare un pedone che sacrifica sulla falsariga di ciò che fa il bianco nel gambetto di donna accettato. Vediamo quindi un'introduzione. Il gambetto di donna accettato, qual è il metodo tipico con cui il bianco recupera il pedone sacrificato e che invece non funziona in una posizione del sistema di Londra. Vediamo. Questo è il gambetto di donna, C4, che è uno pseudo gambetto perché in realtà questo pedone si recupera sempre. Quindi diciamo che il nero lo accetta. Il nero gioca d per C4. Allora, questo pedone potrebbe essere recuperabile anche fin da subito, magari giocando, non so, E3. Perché il pedone è subito recuperabile? Perché se nero si accinge a tenerlo, B5, il bianco gioca A4, ora il nero non può difendere il pedone con A6 perché dopo A per B5 c'è l'inchiodatura lungo la colonna A, e se nero gioca C6, dopo A per B5, C per B5, ora il bianco giocherà donna F3 e giocando donna F3, dopo C per B5, donna F3 appunto, la torre nera in A8 cade. Wow, i pezzi di Lichess che mi stanno tornando indietro, non mi era mai successo. Non mi vuol fare la mossa. Questo trucco è talmente bello, il nero non vuole perdere, ok, ma adesso Lichess mi ha mosso. A volte si impalla il server, molto raramente. Ok, comunque il nero ha voluto rimanere con il pedone in più e ha perso la torre. Ovviamente tale pedone, visto che E3 permette E5, che è una variante che permette di giocare una versione particolare con il pedone isolato, c'è chi inizia con cavallo F3. Anche iniziando con cavallo F3, il pedone in C4 si recupera sempre, perché per esempio il nero può giocare E6, E3, B5, A4, C6, A per, C per e B3, e questo pedone si recupera. Perché per esempio se nero gioca C per B3, alfiere per B5 scacco, e ora per esempio dopo alfiere D7, donna per B3, il bianco con donna per B3 ha un pedone in più, ha più centro, cioè no, non ha un pedone in più, ha recuperato il pedone, ha più centro, ha più spazio e c'è un vantaggio già molto significativo dopo l'apertura. Il pedone a 7 debole, il bianco sta meglio. Se il nero prova a dare scacco con alfiere B4 scacco per esempio, il bianco gioca parascacco con alfiere D2 e ora per esempio su C3 il bianco può catturare prima in B5 poi in C3. Se il nero prende in B2, cavallo per B2, attaccando C4, e su C3 il bianco cattura in B5 e poi dopo che il nero gioca, non so, alfiere D7, cavallo per D7, il bianco potrà, non so, anche giocare cavallo C4, poi prendere di mira questo pedone. In ogni caso il bianco sta chiaramente meglio. Quindi c'è questo metodo che è, per esempio dopo B5 tale metodo è A4, C6, A per B5, C per B5 e B3, che permette appunto di far cadere il pedone in B5. Ecco, tale metodo
che molti giocatori con il bianco automatizzano non funziona nel sistema di Londra. Nel sistema di Londra, come vedremo, a colori invertiti è come se quel nero avesse questo alfiere in C8 in F5. Il nero qua vincerebbe. Andiamo ora a vedere questo trucco. Ok, quindi ora noi torneremo alla posizione iniziale. Ora vedremo un sistema di Londra nel cui il bianco sviluppa l'alfiere dopo di 4, cavallo F6, il bianco sviluppa l'alfiere in F4, il nero gioca D5, visto che il bianco non ha giocato lui C4 e il nero che vuole giocare C5, il bianco gioca C3, C5 e qua il bianco si tiene il pedone. Ecco, adesso il nero dovrebbe provare a giocare in modo un po' aggressivo, non so, cavallo C6, sacrifica il pedone per occupare il centro, ma il nero vuole giocare il sistema standard per recuperare il pedone. Ok, a questo punto il bianco gioca B4, si tiene il pedone in più. Nero gioca A5, il tentativo standard di recuperare il pedone in meno. Bianco gioca E3, a questo punto il bianco continua, anzi il nero continua sulla falsariga del bianco usando lo stesso metodo che utilizza il bianco nel gambetto di donna accettato. Il nero prende per poi giocare B6. In realtà qua già B6 è un errore decisivo che perde la partita. B6 già perde e questo errore è stato giocato sull'ICES tantissime volte. Questo errore, probabilmente bisogna giocare un'altra mossa, non so, alfiere di 7 allo C6. Questo errore sull'ICES è stato giocato 900 volte almeno, e anche su chess.com è stato giocato, anche in tornei dal vivo. Giocatori fortissimi con 2600 punti elo ci sono cascati. Cosa dice il nero? Il nero dice: riprendo il pedone in più e poi avrò più centro. Su C per B6 alfiere per B5, su C per B6 alfiere per B4 scacco, poi donna per B6, su alfiere B5 alfiere D7, alfiere per D7, cavallo per D7, e se anche il bianco avanza alfiere per recupera il pedone, ovvero faccio vedere la variante su alfiere B5, alfiere D7, C6 è innocua perché si cattura, poi si può giocare qualunque mossa, anche cavallo C5, anche se il bianco mantiene questo pedone per un po', tale pedone si potrà cacciare e il nero sta meglio. Ma c'è un piccolo problema, torniamo indietro, torniamo a questa posizione dopo B6, che perde. Qua il bianco, una mossa che vince, che è alfiere per B8, 2 punti esclamativi, un'eccezione. Di solito non si dà mai l'alfiere per il cavallo, non si dà mai il sacro alfiere del sistema di Londra per un cavallo non sviluppato, ma alfiere per B8 dal bianco un vantaggio decisivo. In almeno 200 partite il bianco ha giocato alfiere B5 non accorgendosi del trucco. In 50 partite sull'ICES il bianco ha giocato C per B6 che permette al nero di avere un'ottima posizione. Ma alfiere per B8 è la mossa che vince. Perché ora, per non avere un pezzo in meno, è obbligatorio recuperare il pedone. A questo punto alfiere B5 scacco. Questo scacco mette il nero nei guai. A questo punto, se il nero para lo scacco con cavallo di 7 o alfiere di 7, segue C6. Il bianco ha uno scacco in B4 ma non serve a nulla. Il nero lo para o sposta il re, il bianco lo para o sposta il re, partita vinta. Si minaccia l'alfiere, se l'alfiere si sposta C7, scacco e forchetta. Stupendo. Questo è un trucco memorabile. Su donna di 7 cade la donna, su cavallo per D7 succede la stessa identica cosa. Il nero può dare uno scacco, il bianco lo può parare, può spostare il re e vince. Se il cavallo si sposta in qualunque posto, C7 vince la partita. La posizione crolla. L'unica mossa per non perdere al colpo è Re 7.
ma dopo C6 il bianco ha già un pedone in più, passato, continuerà il suo sviluppo, spingerà i pedoni, il nero ha anche un re pessimo, il bianco ha già un vantaggio completamente decisivo in termini di motore, un vantaggio di più 3 o più 4, e se il bianco gioca correttamente sicuramente porterà a casa la vittoria. Quindi, mossa fondamentale, alfiere per B8, 2 punti esclamativi. Non cascateci da nero in questo trucco e provate a essere nel gruppo dei giocatori che hanno vinto. Nelle centinaia di persone che hanno già vinto con questo trucco, poco conosciuto, vediamo se ci sarete anche voi. Alla prossima, presto vedremo altri trucchi brillanti in apertura con cui vincere velocemente alcune partite.